Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo allo sport, il calcio è il punto sulle squadre calabresi nel servizio di Gianluca Pasqua. Dagli strali di Gravina all'Olimpo e alla Lega Pro, la parabola ascendente del rende continua. In Coppa e campionato solo successi, dopo Reggina e Catanzaro, anche l'Acragas è caduta sotto i colpi dei biancorossi di Trocini, che nella gara più difficile, per la dinamica del risultato, sono riusciti a non perdere la testa e a trovare l'acuto vincente. Punteggio pieno e primato non schiodano Brunello Trocini dalla proverbiale concretezza e tutto viene in cascina, dice il tecnico, che dimostra di conoscere le insidie della nuova dimensione. Siamo felicissimi del momento, siamo anche però consapevoli che ci aspetta un campionato durissimo. Questi 6 punti per noi sono di vitale importanza per il proseguo e non ci devono far distogliere da quello che è il nostro obiettivo principale, che tutti sappiamo deve essere quello di conquistare una salvezza che per noi sarebbe fantastica viste le vicissitudini che abbiamo vissuto quest'estate. 90 secondi possono bastare per rovinare una partita e precipitare nel pessimismo, soprattutto se quel minuto e mezzo di follia compromette una gara da vincere a tutti i costi per cancellare la prestazione precedente. È l'estrema sintesi della situazione che si vive nel Cosenza, padrone del campo nel match con la Paganese, ma beffato dagli azzurro-stellati di Favo con un blitz concretizzato nel finale del primo tempo da Cesaretti e Talamo con la complicità della retroguardia rossoblù. Unica costante nelle 2 uscite in campionato è il doppio svantaggio che ha complicato il tentativo assiduo dei lupi di rientrare in partita. Rialzarsi la parola d'ordine che Trinchera e Fontana pronunciano all'unisono. C'è una settimana di lavoro per correggere, crescere, ritrovare fiducia prima del confronto a Matera. Dobbiamo apportare dei correttivi, il mister con i ragazzi purtroppo devono porre rimedio e cercare solo nel lavoro delle soluzioni, perché adesso è opportuno parlare poco, ritrovare un po' di serenità, perché le sconfitte, soprattutto quando arrivano così, chiaramente è difficile da assorbirle, quindi bisogna parlare poco e lavorare. Nel borsino della Serie C sale la Reggina non solo per la regola dei risultati, ma anche per la prestazione offerta. Nel derby con il Catanzaro gli Amaranto hanno convinto, c'è stata l'intensità richiesta da Maurizi e anche la concretezza che il ritorno di Bianchimano ha facilitato. Questo risultato ci dà una grossa gratificazione interiore, il resto è noia, ma dobbiamo lavorare sugli ultimi minuti perché non è possibile prendere 2 occasioni da gol in 10 contro 11 negli ultimi minuti. Questo io vedo la vita così. I veri tifosi della Regina hanno un'anima, hanno un cuore e non sono così incompetenti oppure non sono così come qualcuno vuole far credere. Sono delle persone di grande spessore umano, di grosso amore per la maglia, per la città e è normalissimo quello che avviene. Una simbiosi unica tra squadra e tifosi. Sul banco degli imputati, in casa giallorossa, il reparto difensivo, bucato dall'avversario in diverse occasioni. Per l'attacco invece, considerata l'assenza di Infantino e ancora una fase di rodaggio, dopo gli arrivi di Anastasi, già buttato nella mischia, e Letizia, elementi che il tecnico Erra dovrà mettere in condizione di rendere al meglio. Ritengo che sia stato, su tutto il secondo tempo, abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, quando la squadra stava profondendo il massimo sforzo per ottenere il vantaggio. Peccato, se devo dire poi anche in inferiorità numerica, la squadra ha creato 3 palle gol per venire perlomeno al pareggio, ma c'è grande rammarico per questo risultato, anche se la prestazione in crescendo della squadra mi lascia ben sperare.